guardare Alice che ti bruciano gli occhi. Ma sì, perché ha tutta una storia dietro la forgiatura, quindi modellare il ferro non è poi così semplice, essendo uno dei materiali più duri. Quindi lei nasce in realtà come scultore o come artista? Io nasco come artigiano che come tanti da ragazzino ho iniziato a fare la ringhiera, a fare il cancello, a fare queste cose modeste, poi pian piano crescendo e maturando e poi sviluppando altre cose, tralci della vita che sono state fondamentali per me per cominciare a fare i primi passi nel mondo dell'arte. Come nasce una delle sue opere? Recupera il materiale e poi? La mia scultura parte intanto se è commissionata da un colloquio con il cliente in base a quello che lui vuole, gli si prepara un disegno e dopodiché viene forgiata e modellata in base alle esigenze. Io lo considero pongo perché una volta che è scaldato lo riesco a modellare abbastanza bene. L'importante è avere le idee chiare di che cosa si vuole realizzare, in modo tale che diventa più facile, perché mi ha fatto una bella domanda, se è facile o difficile. È difficilissimo se non sai che cosa devi fare. Se è un progetto chiaro, riesci a modellarlo facilmente. E se si facesse un errore nella forgiatura, si può tornare indietro? A volte sì, a volte no. È per quello che bisogna avere un disegno chiaro in modo tale da poter eseguire il lavoro in maniera corretta. Il mio lavoro, quando è passato sull'artistico, raffiguravo l'albero in maniera reale. Adesso si è trasformato ancora, è diventato un po' più moderno, quindi parte da questo grande lamiera, da questo blocco di ferro pieno e poi incomincia ad essere forgiato e prende la sua forma tradizionale. Quindi può essere la lamiera, può essere del ferro commerciale, quadro, tondo, che può essere, e viene forgiato. Per Valentino Moro è sempre difficile separarsi dalle opere che forgia. Diventano delle sue creature, fanno parte di lui. Impossibile sceglierne una preferita. Il suo spirito è rimasto quello di quando costruiva ringhiere e le sue sculture rappresentano la parte più sincera dell'arte.